mostra il mondo nuovo, con dentro lontananze e prospettive. Voglio un soldo per testa et che lo trovo. Mesdames, messieurs, nous sommes venus directement de Venise, de Venezia, avec la barque et les musiciens, pour vous montrer une merveilleuse invention avec laquelle vous pouvez regarder con i vostri occhi avec vos yeux, che è poi lo stesso, i grandi avvenimenti dell'istoria, vicini e lontani. Proche et lointain, mesdames, messieurs, amenez les petits enfants. Voilà la grande machine à voir. Venez, venez, montez, montez su parte. Mettete l'occhio al buco delle meraviglie. È lo specchio della storia. Venez, venez, montez. Les chacun son tour. Voilà, monsieur. Voilà le roi, le bon roi Louis XVI, avec la régine qui avance in mezzo a son peuple. Osservez sontuoso vestito della regine. Mais venez, constatez. Maintenant un grande fatto. Qualcuno dei messieurs presente quel jour-là. E un jour d'oggi lo può rivedere in questa macchina. Bonjour madame, bonjour. Fatto très important. Capitato 2 anni fa, il y a 2 ans. 1789. Oui, 1789. Venez, venez. A vous la prise de la Bastille. La presa della Bastille. Fortezza dei tiranni, prigione dell'uomo e delle idee. 100.000 parisini delle 14 juillet sortent de la maison, lasciando i fiolini petit d'enfant ancora indormiti per andargli a fabbricare un destino diverso. 83 morti, 88 feriti, blessés, poveretti. Mettete l'occhio, autour de merveille. In cima con la lancia, sur le sommet de cette lance, vous pouvez ammirer la testa del governatore della Bastille. È il segno della caduta del vecchio regime, segno della vittoria del terzo Stato. 5 ottobre sempre 1689, 10.000 donne affamate, ma c'è anche qualche uomo vestito con le vesti di femmina. Vanno a domandare il pane per i loro fiorini al re che si trova a Versailles. E voilà le femmes, 6 ore di marcia sotto la pioggia, vuole voyer. E al centro, au centre, cette femme si belle, avec l'épée médiévale, c'est la fascinante mademoiselle de Rouen de Méricourt, grande amante de la guerre et de la révolution, et de l'homme, Messalina et Jeanne d'Arc, valorosa de la bataille de l'amour et de la guerre. Et le roi, le bon papa de tout le peuple, s'afface al balcon et 10.000 femmes crient « Le roi à Paris! Le roi à Paris !» Marie-Antoinette, avec son ami Axel de Fersen, a peur de se mostrer al balcon. Ha paura, visto che la folla grida «La sacrée putain al balcon!» Ma voilà Lafayette che la mène al balcon e le baisa la mano davanti al popolo. Che Poiretto è toujours de bon caractère e tutto subito si commuove. Se veut, e crie «Vive la reine! Vive notre reine!» E le femmes portano a Paris le panettiere e la panettiera e le petites panetterie. Come dire che la maestà, avec la loro presenza a Paris, assicurano il pane a tutti. E già, domandate l'avvenimento, io ve lo do. In sta cassetta mostra il mondo nuovo, con dentro lontananze e prospettive.